Conferita stamani la cittadinanza onoraria di Palma di Montechiaro a Gioacchino Lanza Tomasi, erede del principe Giuseppe, autore del Gattopardo. A consegnare il sindaco Stefano Castellino, ha introdotto il presidente del Consiglio Letizia Pace, alla presenza anche di Lauro Sanfilippo, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Tomasi di Palma, e altri esperti del settore. L'iniziativa è avvenuta presso il Palazzo Ducale, è donata anche una targa ricordo con la motivazione per esemplare affezione e interessamento verso la città e la comunità di Palma di Montechiaro. Oggi per Palma di Montechiaro è una giornata di festa, una giornata importante, una giornata molto emozionante. Siamo qui nel Palazzo Ducale, dove in queste stanze si è scritta e si è percorsa la storia del nostro paese, quella storia nobile, quella storia importante che ci lega alla famiglia Tomasi e in ultimo allo splendore del romanzo Il Gattopardo, che ricordiamo essere il romanzo, il libro più tradotto del Novecento dopo la Sacra Bibbia. Quest'anno ricorre il 60° anniversario della pubblicazione da parte della casa editrice di questo importantissimo romanzo. Quale occasione migliore per collegare ancora una volta, per rinsaldare, per fortificare quel rapporto che lega la mia comunità alla famiglia Tomasi. Su proposta mia, poi deliberata dalla Giunta e dal Consiglio Comunale, che ringrazio, e oggi conferiremo la cittadinanza onoraria al professor Gioacchino Lanza Tomasi, figlio adottivo di Giuseppe Tomasi, autore del romanzo. Per quanto i titoli nobiliari ormai non esistono più subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ricordiamo che lui è l'ultimo discendente di quelli che erano di quella che era la famiglia che aveva come titolo Duca di Palma e Principe di Lampedusa. Quindi una famiglia che ha costruito la nostra comunità nella metà del 1600 e che l'ha immaginata come una nuova e piccola Gerusalemme. Poi la storia recente è una storia meno edificante sicuramente, una storia sconfortante, però se vogliamo guardare al futuro dobbiamo avere ancorate le nostre radici in quel illustre passato, figlio di fede, cultura e nobiltà. Solo così possiamo guardare veramente con ottimismo a un futuro diverso. Oggi per Palma e per noi tutti è davvero una data da ricordare. Ce ne sono altre date a Palma segnate con l'inchiostro indelebile, quale la sua fondazione, il giorno della festa del Santissimo Rosario, ma anche questa data dovrà sicuramente essere segnata negli annali di Palma di Montechiaro. Albo Signanda Lapillo. Questa è una cittadinanza che sicuramente gli era dovuta al principe, ma anche una cittadinanza che è sempre stata moralmente sua. Figlio di cotanto genio, il padre, il principe Giuseppe Tomasi, autore del Gattopardo, di cui quest'anno si festeggia il 60° anniversario della sua pubblicazione, e noi non a caso abbiamo scelto quest'anno per conferire la cittadinanza al principe, appunto perché quest'anno si festeggia e si ricorda il 60° dalla pubblicazione del Gattopardo. Un uomo, il principe, è sempre... devo dire che gli diamo questa cittadinanza gli è dovuta, non solo per le sue nobili origini, ma personalmente per lui, perché è una persona di una grande intellettualità, cultura, e devo dire anche ha sempre portato in sé lo splendore dell'epopea tomasiana. È un evento sicuramente importante oggi ricevere questa cittadinanza del Comune di Palma. È un evento che mi fa molto piacere. Io sono cittadino onorario così di 3 comuni, tutti difficili: Palma, Santa Margherita Belice e quello di Corrao, Gibellina. Insomma, tutti comuni che hanno avuto molte traversie, ma mi fa molto piacere anche pur nella differenza, perché onestamente, per esempio, Santa Margherita è cambiata completamente, la città è stata rasa al suolo e non è bella, una ricostruzione così. Però hanno fatto un mare di soldi, ci sono vigneti dappertutto, prima era tutto arso, adesso è tutto verde. C'è stato un grande cambiamento. Gibellina è riuscito e non riuscito, è a mezza via, è un po' abbandonata,
è una città, diciamo, di artisti, ma funziona a scartamento ridotto e qui vediamo cosa potremo fare il sindaco, farà lui.